Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti da Commendone Veneziano. Siamo su Pro Cycling Manager, siamo a iniziare il Giro d'Italia, ragazzi, con la cronometro a squadre che è finita, perché chiaramente le tappe diciamo in linea, scusate, no in linea, le tappe diciamo dove sono favoriti i velocisti e le cronometro a squadre le simuliamo, perché le cronometro a squadre purtroppo non riesco proprio a fare un cazzo. E in quelle in linea preferisco non stancarmi, perché magari io punto sempre a fare il miracolo anche in una tappa dove sono per i velocisti, però mi stanco per il cazzo, allora lascio fare a lui. Partiamo alla grande, vince il grande Bennett in Austria, veramente una bella squadra, perché non è male. Noi siamo arrivati terzi, perfetto, la maglia rosa va in Ciausti, però ottima cronometro a squadra, me la godo proprio. Tappa di collina, però sì, insomma, con un arrivo troppo in pianura per poter tentare qualcosa, però è chiaro che le tappe di collina e montagne ce le spariamo tutte, questo non ci sono dubbi. Qua deve arrivare Navarro con l'acqua, ma siamo in ritardo, la squadra è un po' rincoglionita. Io comunque la maglia del miglior giovane, che quella, insomma, ho vinto già l'altro anno, penso di vincere ancora il miglior giovane. Il problema è che cioè io voglio vincere la maglia rosa. A 22 anni volevo vincere. Allora, in Ciausti come se la gode in Ciausti. Abbassiamo un po' i giri. Perfetto. Il gruppo è compatto, signori, il gruppo è compatto, l'acqua c'è. Perfetto, mancano 16. Vediamo com'è. Proprio super pianura. Ho provato uno scatto prima che non... Diciamo che non ho ancora la forma massima, vediamo. Perché io voglio vincere più tappe possibile, voglio diventare l'Eddie Merckx italiano, cioè non c'è niente da fare. Qua mi arrivano messaggi d'amore, andiamo un po' veloci. Comunque la nostra squadra, la Tinkoff, Saxo ha la maglia rosa. Sarà un arrivo in volata, ho paura, sì sì. Cioè, quello è sicuro, Ok. Vediamo cosa combiniamo. Dovevamo spingere un po', dobbiamo spingere. E adesso vediamo quando tentare. 2-5. Nessuno parte, devo avere quel vantaggio. Non devo avere nessuno davanti e provare, ma sarà durissima. Proviamo lo sprint. Il Cume ci prova a 1-4, vediamo. È chiaro che devo tentare di andare prima, attenzione. Eccolo qua, partono tutti i sprinter, i velocisti. Attenzione. Vediamo se riusciamo a finire almeno tra i primi 5. Va a vincere il francesino. No, all'ultima purtroppo non ce la faccio. Ci ho provato, ragazzi. Il Cume ci prova sempre. Ci becchi neanche tra i primi 10, incredibile. Incredibile. Ok ragazzi, mancano non tantissimi chilometri. Ricordiamo che la sfida sarà con Nibali del team Katiuscia. Qualcuno è partito, stanno partendo. È bene spingere un po'. Anche se ho meno uno di giornata, però dai, non se ne stanno andando. Non se ne stanno andando. L'arrivo in discesa e pianura, quindi arrivi non proprio del Cume. Però certi se ne vanno. Io non mi sembra, non ho le gambe. Devo andare regolare. Non posso permettermi scatti, purtroppo. Però teoricamente non sto perdendo tanto. Siamo nel gruppo 5, ok, adesso c'è la discesa. Dai Comendino, abbiamo 25 secondi del primo gruppo. Buono. Cosa? È uscito?
Valverde si è ritirato, non ho capito. E niente, però i primi 12 secondi del... Siamo là, vediamo se riesce Navarro a ricucire. Dai Nava, dai. Sono stanco, cioè però non sono... Non è adesso che devo essere in forma, va bene così. Guarda, neanche mi sta... No, non faccio neanche la volata. No, no, non faccio neanche la volata, va bene così. Beh, alla fine è una tappa che non avevo nessuna possibilità di vincere. Non abbiamo sprecato troppe energie, però insomma non ho perso niente su quelli veramente favoriti. Teoricamente dopo ci può essere sempre la sorpresa nei grandi giri, però adesso siamo ancora troppo all'inizio. Devo spiegare una cosa, siamo alla tappa 6 e ho fatto la prima tappa di montagna, alta montagna, però l'ho registrata ma non la porterò su sto video perché veramente mi sono incazzato a sbrega, il cume è crollato, anche adesso non vedo belle cose e ho perso 2 minuti e 47, sono 12esimo in classifica. Ho paura che è impossibile vincere sto giro. Per 22 anni è ancora impossibile. Quintana c'ha 84 in montagna. È vero che adesso sono salito 79 con 77 in cronometro, ma la vedo molto dura. La vedo molto dura, ragazzi. In cui siamo già stanchi, io non lo so, non capisco che cazzo ho fatto la preparazione perfetta per il giro. E sto Kume è mezzo rincoglionito, guardatelo, c'è una roba abbastanza inaccettabile. Tanto sono partiti, qualcuno è partito intanto. Uno in realtà. Siamo a tappa 7 sulla Grosseto Fiuggi. Tappa come potete vedere collinare. Però non comprendo, sinceramente. Proviamo a rifiatare un attimino. Abbiamo l'ultima salita, però veramente... Meno male che siamo col gruppo maglia rosa, ma... non comprendo, sinceramente. Questa crisi kumendiana in quella tappa là. Attenzione, dove come vedi, eccolo qua, il Kume già non c'è più. Guarda che fatica, guarda la fatica del Kume. Ciao. Ciao ragazzi, sti qua partono, il Kume sta al palo. Comincia anche a piovere. Dai, come cerca di rientrare. Cerca di rientrare, qualcuno mi aiuta, ma... Niente, non ce la posso fare, niente, sono stanco proprio. Il Kume perde la ruota. Meno male che questi non partono. No, ma è inaccettabile però. È inaccettabile vedere un Kume così. Dai, Kumendino, dai. Niente, perdo ancora. Purtroppo perdo ancora, devo tentare di spingere così adesso, ma... Niente. Ci è andata anche bene che non abbiamo perso tantissimo, però... Non vinci un cazzo così. Super alpina. Male. E niente, obiettivo chiaramente ridimensionato, dobbiamo puntare a vincere la classifica giovane anche quest'anno, che non sarà neanche scontato. Però niente, non riesco a stare... non capisco, cioè non capisco, non riesco proprio a comprendere sta stronzata. Boh. Quest'anno mi sono preparato poi per i 3 giri, quindi voglio fare l'Atric, Giro, Tour e Vuelta, ma... non lo so ragazzi, tanto qua sto rientrando per fortuna. Almeno sono rientrato in questo gruppo. Però sti qua se ne vanno, cioè ste merdacce se ne vanno, niente da fare. Devo provare a scattare, chiaramente non posso star fermo perché... Ma non va bene raga, non va bene. Dai Kume, cerca di un po' di orgoglio, cazzo. Un po' di orgoglio. Eccoci qua. Siamo nel gruppo principale. Siamo con Yates, Quintana e Formolo. Cioè, veramente inaccettabile. Almeno siamo arrivati in gruppo.
Però distrutto sono. Con una forma di +1. È già una piccola soddisfazione, ma non basta chiaramente. Allora, non posso neanche fare lo scatto. Male, male. Molto, molto male. Provo a scattare, ma non posso. Bello. Molto bene. Neanche terzo, quarto posto. Sto stronzo, che cosa scatti? Che sono io il capitano, ma vaffanculo. Quarto posto, ma niente da fare. Andiamo a vedere la classifica dopo 8 tappe. Ma purtroppo non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo. Ho perso troppo. Sarò... non lo so. Bisogna ridimensionare l'obiettivo, ma sinceramente forse ho sbagliato, ho esagerato con i proclami e niente. Adesso cerchiamo di far bene una classifica giovani, perché sennò veramente so cazzi. Non posso non vincere la classifica giovani. E dopo chiaramente sono arrivato quinto nel passato giro, nello scorso giro. Quindi ho perso poco dei primi, ma è nelle tappe precedenti. Quando non sono in forma sono ottavo a 4,46. Bene. Molto bene. Ma insomma. Possiamo rimontare qualche posizione. Sapevo che nella prima parte non ero stato in forma, ma non pensavo di perdere così tanto, onestamente. Migliori giovani abbiamo, beh dai, già 11, beh dai sì, migliori giovani penso che non ci sono problemi, dai, almeno quello. Va buon raga, saluto il comandone veneziano, obiettivo ridimensionato per il momento. Devo sperare di fare proprio un miracolo, mancano ancora tante tappe, però è dura recuperare un 4,46. Diciamo che fino al quarto posto forse ce la posso anche fare, ma più avanti no. Devo sperare veramente in un crollo di Quintana e Yates. Vabbè, raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!